un comportamento leale all'insegna dello sport. Si informano su si info- Carissimi amici ed amiche del futsal, buon pomeriggio da Yuri Galgani. Nona giornata del girone A di Serie A2 Elite. Qua al Palabombonera di Grosseto si affrontano Atlante Grosseto e Pordenone Calcio a 5. Grifoni e Ramarri a confronto con l'obiettivo di riprendere immediatamente i propri ruolini di marcia. La settimana scorsa Maremmani sconfitti incredibilmente a Milano dai Saints per 7-5 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 4-0. Friulani invece battuti tra le mura amiche da Rovereto. Dunque oggi sarà una giornata di riscatto, o almeno dovranno cercare di renderla tale entrambe le formazioni. Buon divertimento. Diamo velocemente lettura delle formazioni. A distinta il Pordenone A, numero 1 Vascello, numero 2 Leo, numero 4 Nicla, numero 5 Della Bianca, numero 6 Gerzeli, numero 9 Koren, numero 10 Minatel, numero 11 Stendler, numero 17 Morson, numero 19 Zanolin, numero 21 Catto, numero 22 Langella. In panchina il signor Piccini Bearzi Andrea, e il Grosseto risponde, l'Atlante Grosseto, con numero 13 Chisci, numero 16 Ugas, numero 3 Vasile, numero 5 Schettino, numero 8 capitano Gianneschi, numero 10 Dirk, numero 16 Franciu, numero 17 Telesca, numero 20 Mesa, numero 22 Yamul,
numero 6 Mariani, numero 14 Jagubian, allenatore Francesco Paolo D'Urso. Ricordiamo che il direttore tecnico del Grosseto è Bernardo Landa, mentre l'allenatore del Pordenone è Marco Crovatin, che proprio alla vigilia del match ha avvisato sulla difficoltà, Marco Crovatin, sulla difficoltà di questo incontro. Grosseto in completo nero, Pordenone con la maglia da trasferta bianca e inserti rossi. Inizia l'incontro, Garzeli subito per Minatel. La rimessa per l'Atlante, orfano anche quest'oggi di Toni. Abbiamo accennato nella intro alla sconfitta clamorosa subita a Milano sabato scorso con i Maremmani, avanti nel primo tempo, giocato splendidamente 4-0, e alla ripresa è come se non fossero entrati e i Saints hanno rovesciato totalmente le sorti dell'incontro, hanno vinto 7-5. C'è stato un attimo nel quale praticamente l'Atlante si è, guardando la classifica al termine del primo tempo, era primo. Lavora il pallone Mesa, Yamul, capocannoniere del girone. Con 11 reti. All'indietro Karen. Subito l'intervento importante da parte di Jagubian. Conclusione da parte di Koren, palla che termina al lato. Abbastanza aggressivo il Pordenone. Perde palla Yamul, scusate. C'è la conclusione da parte di Morson. Nuovamente palla sul fondo. Non riesce a uscire l'Atlante, molto aggressiva la squadra di Piccini Bearzi. Lavora il pallone Mesa, Franciu, tiro esterno della rete. La porta difesa da Vascello. Mesa, pallone intercettato dal Pordenone, da Garzeli, che lavora all'indietro la sfera. L'ultimo tocco è di Mesa, sarà rimessa per i Ramarri. Numero lungo la fascia da parte di Morson, però si porta la sfera oltre la linea, quindi rimessa per l'Atlante. Se ne incarica Mesa, non raccoglie il pallone Yamul, preso controtempo dal compagno. Garzeli, Morson, gli viene sottratta la sfera da Schettino. Mesa, Franciu, Schettino, prova a fare giro palla l'Atlante. Yamul pesca benissimo Schettino, tiro palo clamoroso a portiere battuto da parte di Schettino, e c'è la replica da parte del Pordenone con il numero 9 Koren. Pallone ribattuto in fallo laterale.
palla rimessa in gioco dal Grosseto. Mesa, viene toccata la sfera in fallo laterale da parte di Minatel. Mesa, Yamul, 3 su di lui, è costretto a servire Mesa. Ancora alto il pressing da parte del Pordenone. Grzeli a disturbare Yamul. Franciu disegna il corridoio sulla destra per Mesa, tiro e rete di Yamul al minuto 17:04. A 17:04 al termine del primo tempo, 3 minuti diciamo del primo tempo. A segno Yamul. Quindi 12 reti stagionali in campionato per Yamul. Koren trova Grzeli e c'è il piazzato, la doppia parata di Yagubian sul tiro di Stendler prima e poi su una ribattuta ravvicinata ha impedito il pari ai Ramarri. Mesa, rimessa Pordenone. Koren, Grzeli con i piedi respinge Yagubian all'1 contro 1 con Franciu. Koren non riesce a saltarlo, guadagna solo una rimessa laterale. Grzeli, sicuramente sbagliamo la pronuncia. Conclusione velleitaria da parte di Koren, palla sul fondo. Atlante Grosseto in vantaggio dopo 3 minuti in questo primo tempo. Franciu all'indietro per Mesa. Mesa attaccato da Koren. Intanto è entrato Della Bianca, parata decisiva da parte di Yagubian. In questo momento sta tenendo in vantaggio l'Atlante. 0-0 il conteggio dei falli, 15-17 sul cronometro. Koren, il destro di Koren direttamente sul fondo. Yamul di testa, no, era Schettino servito da Yagubian. Franciu, tocco in fallo laterale, entra Langella, uno dei pezzi pregiati del Pordenone, numero 22. Koren attaccato da Telesca, perde la sfera, la recupera però Della Bianca e c'è la bella conclusione di Langella in 2 tempi, neutralizzata da Yagubian. È proprio Langella in chiusura su Franciu, di nuovo Grosseto con questa conclusione senza pretese da parte di Schettino. Ritmi subito altissimi. È una partita che può dire molto, anche perché sabato prossimo l'Atlante andrà a far visita, se non andiamo errati, proprio al Cesena, attuale capolista.
numero di Ugas, palla che arriva a Telesca e benissimo in uscita bassa Vascello, ha impedito il raddoppio ai maremmani. Tanto c'è anche Zanolin nelle file del Pordenone, mentre nel Grosseto è entrato anche Vasile. Vasile pressato proprio da Zanolin, Franciu, Ugas, Telesca, questa pennellata è per Franciu, viene sporcata la sua conclusione, Della Bianca in avanti, pallone direttamente sul fondo, raccoglie la sfera Jagubian, serve sui piedi Ugas, Vasile, Franciu, Ugas indietreggia, Telesca. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Pasquale Giaquinto di Ostia Lido e il signor Paolo Lorenzo Galanti di Pescara. Il cronometrista è il signor Riccardo Muto di Grosseto. Ricordiamo che alle riprese c'è Samuele Cottini, in regia invece Fabio Lombardi. Chi vi parla è Yuri Galgani. Della Bianca ha provato, palla ribattuta adesso all'indietro su Capitan Vascello, direttamente tra le braccia, anzi le mani di Jagubian, che si scusa con i compagni, non li ha saputi servire bene. Poteva essere una buona opportunità per una ripartenza. Della Bianca, Stendler, tunnel involontario su Telesca, Langella, affrontato benissimo da Ugas, rimessa laterale. 12:36 sul cronometro. Falli commessi 1 Grosseto, 0 Pordenone. E c'è la battuta di Stendler respinta dai grossetani. Basile, Ugas, Telesca, poi Jagubian, Franciu alleggerisce su Ugas, pallone intercettato da Della Bianca, non supera il muro rappresentato da Vasile. Rimessa comunque per i Ramarri. Langella, botta insidiosissima, respinta da Jagubian, che è uno dei protagonisti assolutamente positivi di questi primi minuti. Altra respinta da parte del muro grossetano. Ribadiamo Atlante in completo nero, inserti rossi. Pordenone con maglia da trasferta, tenuta bianca e inserti rossi. Fa buona guardia sull'Angella. Ugas consente alla sfera di terminare sul fondo. Adesso proprio Ugas viene servito da Jagubian. Sbaglia il servizio però per Telesca. Telesca che comunque recupera la sfera. Telesca, fallo fischiato al Pordenone. 1-1 la situazione dei falli. 11:33 al cronometro. È entrato Mesa, è uscito Vasile nell'Atlante. Telesca, 2 su di lui, conclusione diagonale, non particolarmente difficile per Vascello, che si è tuffato e comunque ha neutralizzato la sfera. Pallone rimesso in gioco da Jagubian, Schettino, Telesca, Mesa, numero da parte di Ugas, che serve poi Schettino, Telesca, Mesa, bravissimo a leggere la traiettoria del pallone Della Bianca, ancora Della Bianca, Garzeli, Langella,
Angella su Vascello, il capitano dei Ramarri, tutto in avanti. Palla sul fondo già rimessa in gioco. Telesca difende il pallone Yamul e c'è il corner. Minatel ha sicuramente rallentato il tiro dell'attaccante Maremmano e poi c'è stata comunque la parata di Vascello. Schettino ha provato a prepararsi la conclusione, non ci è riuscito granché bene. Telesca, Mesa, Ghirzeli su di lui in pressing, arretra Mesa, trova un corridoio splendido per Yamul. Yamul difende, spalle alla porta, la sfera, serve Mesa, Yamul e c'è la paratona da parte di Vascello con il piede di richiamo su questa conclusione destinata sul palo più lontano. E poi sul fronte opposto Morzon e parata di Yagubian. Palo colpito dal Pordenone da Koren che ricordiamo ha segnato 8 reti. Yamul perde palla sul pressing di Koren, però Yagubian sbroglia tutto. Adesso Telesca non è riuscito a superare Ghirzeli. Yamul per Mesa, palla in fallo laterale. Ghirzeli, Minatel, Ghirzeli, Koren, altra botta di Koren e altra respinta di Yagubian. Minatel, poi Ghirzeli, fa girare molto bene la palla il Pordenone. Koren affrontato da Telesca, Koren prova a liberarsi e c'è il pari da parte del numero 10 Minatel, servito splendidamente da Koren. 8:34 sul cronometro, 11 minuti e mezzo di gioco trascorsi. Quindi pareggio da parte dei Ramarri con il numero 10 Minatel. Tutto da rifare per i ragazzi di Mister D'Urso. Franciu gli chiude lo specchio della porta Vascello. Molto piacevole questa partita fin qui. Yamul, Mesa, Yamul, ancora Mesa. Un 3 contro 3 stoppato da Telesca. La palla è considerata buona. Qualche dubbio, ci sono i fischi del pubblico di casa. Telesca, Mesa,
Jamul, Franciu, ancora Franciu, tiro e ancora Vascello, esattamente come il suo collega Jakubian, grandi protagonisti fin qui, estremi difensori. Jakubian per l'Atlante e Vascello per il Pordenone. C'è il time out. Sette e 10 al termine del primo tempo. Intanto nell'Atlante è uscito Telesca e vediamo chi è entrato al suo posto. Mariani con il numero 6, di testa Koren, rimessa è per i maremmani, già effettuata da Jamul. Imprecisa questa manovra da parte dell'Atlante, rimane in attacco il Pordenone. Koren ha provato a servire l'inserimento, il movimento da parte del numero 11 Stendler. Questo corner che insidiosissimo, battuto da Koren, ha attraversato tutta l'area maremmana, non c'è stato però nessuno dei friulani che è riuscito a deviare. Palla recuperata da Della Bona, all'indietro su Vascello. Koren, l'ultimo tocco è di Jamul. Stendler, Mesa difende benissimo la sfera. Jamul si gioca su un fazzoletto. Stendler, Della Bona e si inginocchia e para Jakubian. Risultato che dobbiamo dire assolutamente giusto per quanto visto fino a questo momento. Occasioni da una parte e dall'altra. Franciu, tutto dietro la linea della palla il Pordenone, attende i movimenti dell'Atlante. Mesa prova a ragionare l'Atlante, porta sguarnita Jakubian a sostegno dei compagni. Mesa, Jakubian rientra,
Mesa, spazi intasati, difende benissimo il Pordenone, poi palla che esce fuori. L'ultimo tocco è di Langella, che si dispiace, aveva provato a ripartire rubando la sfera a Yamul. Mesa, Mariani, è proprio Mariani che respinge il colpo a botta sicura di Yamul. Koren, finta ancora di Koren, e Yagubian si erge a baluardo, e neanche a dirlo è sempre il portiere Maremmano a respingere l'ennesimo pericolo creato dagli ospiti, che si sono fatti sempre più pericolosi. Spreca questa ripartenza l'Atlante, aveva a destra e a sinistra liberi i compagni Mariani e Mesa, ma Franciu ha proprio sbagliato il passaggio indirizzato a Mesa, che era sulla sinistra. Stendler, diagonale insidiosissimo, palla sul fondo. 4:14 al termine, 1-1 è sempre il conteggio dei corner, dei falli, scusate. È uscito Franciu. Mariani resiste, c'è il fallo del numero 11 Stendler. E c'è stata anche l'ammonizione, sono un po' accesi gli animi. C'è un po' di nervosismo. Vorrebbero un altro giallo i tifosi sugli spalti, perché c'è stata una trattenuta prolungata della palla da parte degli ospiti. I direttori di gara hanno invece sanzionato semplicemente in precedenza il numero 11 Stendler. Mariani prende la rincorsa e c'è la deviazione di Vascello. La palla era passata tra la selva di gambe dei Ramarri. 4:01 sul cronometro al termine di questo primo tempo, e c'è un tentativo di piatto destro da centrocampo effettuato dal portiere Yagubian. La palla è terminata sopra la traversa. Si fanno duri anche gli scontri. Davvero un'ottima formazione Pordenone, lo sapevamo. Atlante Grosseto che paga sicuramente l'assenza di uno dei pezzi pregiati, Toni, infortunatosi nel match interno, bellissimo qui contro il Real Fabrica. Un paio di deviazioni fortuite non hanno prodotto nulla. Yamul spinto da Stendler, che è già ammonito.
Si gioca, adesso arriva il fischio e l'ammonizione a Yamul. Gherzeli dice al direttore di gara Giaquinto di Ostialido di controllare il pallone. Koren, serve Minatel. Gherzeli. Gherzeli. Bravissimo a rubare la sfera a Koren. Franciu, e poi guadagna una rimessa sul tocco di Minatel. Telesca, Franciu, Yamul. In pressing su di lui Zanolin. Non riesce a guadagnare nemmeno l'angolo il bomber dell'Atlante. Telesca. Yamul, pressato da due giocatori, si libera Telesca, e Vascello in tuffo, dice no. (2-0-9). Aggancia benissimo Ugas e poi c'è il tocco involontario all'indietro da parte di Gherzeli verso Vascello. Zanolin, palla direttamente in fallo laterale, già effettuata la rimessa in gioco da parte dell'Atlante. Ugas intendeva servire Telesca, i due non si sono intesi. Langella perde la palla. Ugas e Vascello, super positivo, fallo di Minatel, ammonizione per Minatel. 1:18 al termine di questo primo tempo, molto intenso. Selezione dei falli, 2 per il Grosseto, 3 per il Pordenone. Altro time out.
pronto a battere la punizione Franciu. Rimane in barriera il solo Zanolin. Accanto a Vascello due giocatori del Pordenone, poi respinta la palla sul tiro di Ugas da Minatel. 1:12. Jagubian, Ugas fallo commesso da Ugas su Minatel. 3-3 i falli. Minatel in avanti per Langella, lasciano giocare Langella e c'è la parata decisiva da parte di Jagubian sul numero 22, proprio Langella. Volevano un fallo i maremmani in precedenza. Sinistro alto da parte di Minatel. 40 secondi al termine del primo tempo. Telesca, pallone intercettato da Grzeli, è un 3 contro 3. Grzeli, ribattuta alla conclusione del numero 6 ospite in fallo laterale da parte di Franciu. Ancora Franciu, sempre rimessa laterale. Partita apertissima. Ultimi 20 secondi. Vascello ha cercato di sorprendere Jagubian, il tocco di Jagubian ha mandato la sfera in calcio d'angolo. 16 secondi. Non pericolosa, la conclusione sempre di sinistra da parte di Minatel. Jamul, ultimi 10 secondi. Telesca perde il pallone sulla pressione di Langella, la recupera però Telesca e arriva la sirena. Termina sull'1-1 questo vibrante primo tempo tra Atlante Grosseto e Pordenone qua al Pala Bombonera. Ricordiamo i marcatori: Grosseto in vantaggio con Jamul e poi dopo 3 minuti e dopo 11 minuti e mezzo il pareggio da parte del Pordenone con il numero 10 Minatel. Gli ammoniti invece sono nel Grosseto Jamul e nel Pordenone il numero 10 Minatel e il numero 11 Stendler. Per il momento è tutto, vi do appuntamento al secondo tempo.
Eccoci, è tutto pronto per questa ripresa. Inizia il secondo tempo. Atlante attaccherà da sinistra verso destra. Jakubian, pallone intercettato dal Pordenone. Schettino si rifugia in fallo laterale. Si fa vedere Koren. Yamul perde e riconquista la palla, la perde nuovamente. Schettino implacabile in difesa, prova a saltare l'esperto Gherzeli, il bomber mare in mano. Yamul non ci riesce, guadagna comunque un fallo laterale. Jakubian. Yamul tunnel, poi rinviene su di lui Morson. Non c'è stato il numero 17 friulano. Dopo il tunnel subito è rientrato su Yamul e ha recuperato la sfera. Gherzeli non riesce a servire il compagno, il Morson. Invece Mesa non è stato efficace nel tentare il passaggio a Schettino. Ancora Morson, tocco il fallo laterale di Yamul. Koren, Minatel, Morson, spalle alla porta, serve Koren. Gherzeli, sloveno classe 82, palla intercettata da Minatel, all'indietro per Vascello, di testa Mesa, anticipa Morson, ma regala una rimessa agli ospiti. Botta di Koren, respinta ancora in fallo laterale dall'Atlante con Franciu. E c'è una grandissima conclusione. C'è il gol da parte del Pordenone. Numero 6, Gherzeli, porta in vantaggio gli ospiti. 18:06 al termine. Abbiamo detto partita aperta a qualunque risultato, visto il primo tempo. Atlante orfano di Toni, perde qualcosa a livello di imprevedibilità. Giocatore molto importante Toni. Speriamo che non si sia fatto male Jakubian. Mesa, Yamul, Schettino, Yamul, Franciu, Mesa, non supera Minatel, guadagna una rimessa laterale. Impreciso Mesa per Schettino, rimessa e ospite. Koren l'ha effettuata, Minatel, Gherzeli, Vascello,
fallo di Stendler su Jagubian. Sotto di noi, fallo subito da Franciu. Sono 2 falli del Pordenone, 0 quelli dell'Atlante. Molto fair play da questo punto di vista. Gli arbitri stavano chiarendo quanti fossero i falli. Errore di Mesa, Koren, e c'è il terzo gol ospite. Errore in costruzione da parte di Mesa, palla intercettata da Koren, che ha insaccato la 9ª rete personale. (17:23) al termine di questo secondo tempo. Mesa, Yamul, respinta di Vascello e poi palla messa in fallo laterale da parte di Della Bianca. Mesa, Schettino, Franciu, pallone ancora riconquistato dagli ospiti. Stendler però non segue, Koren non segue Stendler e quindi palla termina in fallo laterale. Schettino tutta in avanti, palla raccolta da Vascello. Adesso ospiti anche mentalmente più convinti, Maremmani un po' freddati da questo 1-2 da parte dei Namarre. Vantaggio comunque che ci sta. Tanti errori da parte dei giocatori di casa. Ha tentato Telesca nel Grosseto. La conclusione di Della Bianca, pallone sul fondo. Yamul, Schettino, Yamul, Franciu, Telesca. È molto rapido il Pordenone a rientrare. Sono davvero pochi gli spazi concessi fin qui all'Atlante. Franciu, e c'è una deviazione rimessa per i padroni di casa. Telesca, Franciu, Yamul, aggressivo su di lui Langella, alleggerisce su Telesca. Yamul spazza via Della Bianca. 15:37 al termine, sempre 2-0 il conteggio dei falli. 0, in realtà scusate, è 0-2 sarebbe, Grosseto a 0, 2 Pordenone a livello di falli commessi. Telesca, aggressivissimo il Pordenone, non lascia ragionare il Grosseto, e poi c'è un pezzo di bravura sia da parte di Yamul
ma soprattutto da parte di Vascello. Palla in calcio d'angolo. Jamul. Telesca non controlla bene, si scusa con i compagni. Sulla conclusione di Jamul in precedenza c'è stato anche un tentativo di un giocatore dell'Atlante di deviare, ma è arrivato in ritardo. Rimessa Pordenone. Stendler. Adesso palla tra i piedi di Langella. Pordenone non ha nessuna è entrato Ugas, palla restituita, era stato interrotto il gioco, palla restituita sportivamente dall'Atlante al Pordenone. Vascello. Langella ha provato a servire Zanolin, non ci è riuscito. Adesso errore di Jagubian verso Franciu. I due provano a spiegarsi. L'Atlante non deve assolutamente demoralizzarsi. Ci sono ancora 14 minuti e 33 secondi della bianca. Zanolin ha provato a sorprendere Jagubian, non ci è riuscito. Telesca assolutamente efficace fin qui il pressing dei Ramarri. Franciu, come vedete appena per poco non arrivava alla quarta marcatura. L'inserimento di Langella che aveva rubato palla, il tiro improvviso. Jagubian ne ha in qualche modo respinto. Della bianca, palla respinta. Contropiede dell'Atlante, sbaglia Telesca in maniera clamorosa. Non è toccato il soffitto. Ugas, si è fatto male Langella. Jamul. Volevano i giocatori del Pordenone che l'Atlante mettesse la palla fuori. Langella era rimasto a terra, proprio Gherzeli è andato a rimproverare Schettino. Telesca. Fallo commesso da Stendler che è già ammonito. 3-0, 3 per il Pordenone i falli, 0 quelli dell'Atlante, quindi 0-3. Invece il risultato Atlante 1, Pordenone 3. Telesca. Corridoio disegnato splendidamente da parte di Telesca per Ugas, ma bravissimo Vascello che ha impedito anche un tocco sotto misura. Numero di Franciu poi è costretto all'indietro verso Ugas. Ugas affrontato da Zanolin. Franciu. Telesca.
Ugas, scivola Franciu, palla sul fondo. I maremmani hanno bisogno di trovare un gol per crederci. Compito non facile di fronte a una formazione come quella friulana, ben messa in campo, e arriva la parata decisiva da parte di Jagubian su Stendler. Calcio d'angolo. Subire la quarta rete avrebbe probabilmente fiaccato moltissimo lo spirito dei maremmani. Jagubian, Telesca, Franciu. Si lotta su ogni pallone. Koren, Minatel, fallo di Ugas. Arriva l'ammonizione. Fallo su Minatel da parte di Ugas. Koren. Abbiamo già visto, ha un gran calcio Koren, prende la rincorsa, palla intercettata da Franciu. Vorrebbe il secondo giallo. L'Atlante è già ammonito, Stendler viene fatto uscire. Rossetto che ha un fallo in questo secondo tempo, 4 il Pordenone. Deleitario il servizio di Franciu per Schettino, c'è un po' di scoramento tra i maremmani. Quell'1-2 del Pordenone in questo secondo tempo ha fiaccato non poco lo spirito dell'Atlante. Yamul, Mesa, Schettino, Franciu. Yamul con la suola all'indietro, difende la sfera, guadagna un fallo laterale. Franciu, palla che gli viene rubata da Della Bianca. Koren, pallone respinto da Yamul. Franciu, parata ancora una volta di Vascello. Jagubian, Franciu, Mesa, Mariani, Franciu, Mesa, Yamul, tocco in fallo laterale da parte dell'esperto giocatore sloveno Verzeli, abbiamo detto classe 82. Mesa trattiene il pallone in campo, Franciu, Yamul,
non c'è modo di trovare un pertugio in questa ragnatela difensiva del Pordenone. Yamul, il sito ricomincia da Franciu, Mariani, Mesa, cerca di saltare Koren, Yamul non ci riesce, Koren per Garzeli, pallonetto verso Minatel, vorrebbero il fallo i friulani. Rimessa per il Pordenone, se ne incarica Minatel. Garzeli, Koren. L'ultimo tocco è della Bianca. È entrato nell'Atlante Capitan Gianneschi. Tentativo di reazione da parte di Mariani, poi sportivamente due si abbracciano. L'arbitro, il signor Giaquinto, si è avvicinato per richiamare i due contendenti, in realtà nel frattempo si erano già abbracciati. Bene così. 9 minuti al termine, precisi, al termine della partita. Partita che Pordenone sta conducendo 3-1 qui al Palabombonera di Grosseto. Vantaggio di Yamul, pareggio di Minatel e poi nella ripresa l'1-2 terrificante ravvicinato da parte di Garzeli e poi di Koren. Schettino, Yamul, Schettino, ancora Yamul, Mariani, Gianneschi, Schettino, Yamul, Schettino, Yamul, Gianneschi, capitano Maremmano difende la sfera, Yamul, finta, rientra, finta, poi palla deviata da Della Bianca, Schettino, Yamul, Mariani, Murato, palla rubata da Schettino, viene fischiato il fallo, si arrabbia il pubblico di casa, si arrabbiano anche i giocatori maremmani. Due falli commessi dal Grosseto, 4 dal Pordenone, 8-0-4 al termine. Yamul per Schettino, Yamul, finta, c'è già su di lui Della Bianca, Yamul, Schettino, Yamul e Vascello anticipa il tocco ravvicinato di Capitan Gianneschi, era destinato a colpire di testa Gianneschi, Yamul e Vascello l'ha anticipato, pertanto che è bastato per mandarlo fuori tempo e in questo momento invece sulla conclusione da parte di Stendler non è arrivato il tocco sotto misura a porta vuota da parte di Langella, dal possibile 2-3 al possibile 1-4, tutto nell'arco di pochi secondi. Questa è la bellezza del futsal. Anticipo di Schettino su Stendler. Koren in avanti, non c'è nessuno.
Sbaglia ancora una volta Grosseto e per poco l'Angella andava al referto. Sta chiaramente legittimando il Pordenone, sta giocando sul velluto. Della Bianca, Stendler, conclusione sul fondo. Della Bianca vorrebbe il calcio d'angolo. Yamul controlla la sfera e per poco l'Angella non metteva in difficoltà Vascello. Regala comunque l'Angella il calcio d'angolo all'Atlante. Non riesce a concludere Yamul, palla che gli viene rubata da Stendler. Mariani, già svanita la possibile ripartenza maremmana. Mariani, calcio d'angolo, esce proprio Mariani, entra Mesa. Altro corner guadagnato dall'Atlante. Palla ribattuta. Yamul, Mesa. Mesa. L'ultimo tocco è nero. La rimessa per i Ramarri. Lo sloveno Stendler pronto a rimettere in gioco la sfera. Telesca salva tutto. Zanolini aveva avuto una buona opportunità, non l'ha sfruttata. Minatel porta a spasso Telesca, che poi commette fallo. Si continua a giocare. Yamul, Minatel in fallo laterale. 5-14 al termine. Gianneschi come portiere di movimento. Franciu, Mesa, Franciu, Yamul, Franciu, Yamul, Mesa, ancora Mesa, Franciu, Yamul, Mesa, Franciu, Mesa, non sfrutta al meglio la palla Zanolin, che gli è capitata tra i piedi, la porta sguarnita dell'Atlante.
4-14. Il Grosseto ha bisogno di segnare per riaprire questo incontro. Al momento saldamente tra le mani degli ospiti. Palo e poi Vascello, Telesca, rete. 3:49 al termine, arriva anche il time out, seconda rete per i maremmani da parte questa volta di Telesca. Atlante 2, Pordenone 3. Tanto ci sono sotto di noi i due arbitri che hanno fatto un rapido controllo relativamente agli ammoniti. Ricordiamo che sono Yamul e Ugas nel Grosseto e Stendler e Minatel nel Pordenone. Falli commessi nella ripresa, 2 per il Grosseto, 4 per il Pordenone. Avevamo detto, era importante per l'Atlante cercare di riaprire una partita in controllo, perché il Pordenone ha sfiorato più volte la quarta rete. D'altronde Ramarri hanno dei valori importanti, erano in classifica prima di oggi a 3 punti di distanza dai maremmani. Perzeli, Stendler, pubblico di casa becca un po' Stendler per questo tentativo di chiamata di fallo e Koren evita che Yamul possa deviare il pallone a un passo da Vascello. Stendler, parata di Jagubian, Yamul, Mesa, Telesca e ancora Koren, sbroglia tutto, poi Vascello, si accende ancora una volta questa bella partita. Mesa, impreciso per Yamul, Yamul doveva andare incontro al pallone del compagno. Koren della Bianca, gli viene soffiata la palla da Franciu, Mesa, Franciu e respinge della Bianca. Telesca invalicabile, Telesca, poi della Bianca voleva che seguisse il pallone Minatel, così non è stato. Di nuovo con il portiere di movimento l'Atlante, Gianneschi. 2-0-2. Gianneschi, Telesca, Yamul, rimessa per l'Atlante, 1:47 al termine. Franciu, Mesa, Franciu.
Fermato il gioco, Yamul era al di là della linea di fondo quando è intervenuto, che ha ricevuto la sfera della bianca. Mesa, Franciu, Mesa, Telesca, conclusione di Telesca, palla sul fondo, 1 minuto e 04. Ugas che è entrato come portiere di movimento, rimane in campo della bianca. Adesso si spinge in avanti anche Ugas. 58 secondi al termine. Telesca, Yamul, Mesa, Telesca, Yamul, palla deviata sulla conclusione di Franciu. 39 secondi al termine. Telesca, Yamul, Franciu, 32 secondi. Franciu, palla sul fondo, 28 secondi al termine. Palla recuperata da Franciu. Vorrebbero il calcio d'angolo. Non è così. Stendler. Terzo fallo fischiato ai Maremmani. Stendler carica i compagni e carica se stesso. Ha guadagnato un fallo importante. 15 secondi al termine. Vascello. Ugas. Si spinge in avanti Ugas. Ugas. Tiro. Palla fuori. Stendler. E c'è la rete. La quarta rete. Gioiello di Stendler. A 2 secondi dal termine. Chiude la contesa. Pordenone che espugna il Pallabombonera. 4-2 per la formazione ospite. E arriva la fine dell'incontro. Pordenone che in questa nona giornata del girone A di Serie A2 Elite batte l'Atlante Grosseto. Abbiamo detto all'inizio doveva essere una giornata di riscatto per entrambe, ma è stata in realtà solo per il Pordenone. Mister Crovatin alla vigilia aveva detto che si sarebbe accontentato di un pari. I suoi sono andati oltre, hanno disputato una splendida partita. Un Atlante che a nostro giudizio sta pagando eccessivamente l'assenza di Toni. Fatto sta che i Ramarri hanno espugnato il Pallabombonera, ricordiamo la sequenza delle reti, vantaggio nel primo tempo da parte dell'Atlante con Yamul, pareggio sempre nel primo tempo con Minatel, poi il sorpasso con Garzeli, l'allungo con Koren, il gol della speranza segnato da Telesca per l'Atlante e infine a 2 secondi dal termine bellissimo pallonetto da metà campo da parte di Koren che ha chiuso il discorso.
Quindi seconda sconfitta consecutiva per l'Atlante. Dobbiamo attendere i risultati dalle altre partite. Al momento sicuramente Pordenone ha agganciato i maremmani, pertanto una trasferta estremamente positiva per la formazione friulana. Per quello che ci riguarda ci rivedremo per l'11ª giornata qua al Pala Bombonera, quando il 6 dicembre, quando l'Atlante Grosseto riceverà il Monte Grappa. Per ora è tutto, Yuri Galgani vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo incontro. Ringrazio alla telecamera Samuele Cottini e alla regia Fabio Lombardi. Buona serata.